Referendum flop, nessun comune dei 7 dove si è votato nel Bellunese ha raggiunto il primo dei 2 quorum previsti. Referendum falliti, si allontana la possibilità di chiedere il passaggio alle più fortunate e ricche province confinanti. Queste le percentuali dei votanti ad urne chiuse: Arsie 33,78, Canale d'Agordo 43,23, Cesio Maggiore 35,31, Falcade 44,92, Feltre 32,36, Gosaldo 44,58, Rocca Pietore 47,47. Cittadini disillusi? È una delle chiavi di lettura del risultato, ma si pensa che abbia pesato anche la poca informazione. C'è chi si è presentato al seggio senza documentazione. Qualcuno ha dovuto rimandarla a prendere perché appunto o apparteneva a altri seggi o era convinto di poter votare senza scheda elettorale. Ma perché così poca partecipazione? Adesso è stata data una possibilità che magari avendo paesi vicini come Lamont che hanno fatto il referendum dove si è raggiunto il quorum e non è cambiato nulla, magari vedendo appunto un paese vicino che alla fine ha avuto questa possibilità prima di noi senza raggiungere lo scopo, hanno detto a questo punto andiamo alle urne per niente, tanto vale non andare. Quindi probabilmente è stato questo il pensiero. I promotori sono senza parole. Certo, pesano sul risultato i tanti elettori all'estero, eppure la gente ci credeva. È l'unica opportunità che abbiamo, altrimenti noi veniamo proprio dimenticati come zona di montagna. Un cambiamento senz'altro. Dovrebbe rappresentare anche un miglioramento dietro il mio punto di vista. Sperava in un risultato positivo anche il presidente del Veneto. Io ho sperato fino in fondo comunque che ci fosse questo sì, perché avrebbe aiutato tutti i veneti per assurdo nel cammino dell'autonomia e del federalismo. Avere un sì significava mettere ovviamente all'angolo Roma che avrebbe dovuto decidere. Comunque c'è lì una pratica che è quella di Lamont, è lì da 7 anni e quando il sì sarà per Lamont tutti gli altri 580 comuni del Veneto diventeranno di confine automaticamente. Garantiremo lo sbarco al mare anche ai trentini.